Io vado spesso a passeggiare, mi piace passeggiare lungo gli argini dei fiumi perché mi piace il movimento dell'acqua e la vegetazione che c'è sulle rive, però sono trascurati, cioè intanto sopra non ci puoi camminare perché l'erba adesso raggiunge il 1,5 metri e sarebbe un ottimo foraggio perché con tutti i fiori e le varietà che ha dentro è ricca di nutrienti per gli animali. E poi è profumata perché se tu la tagli e la fai essiccare, l'erba che trovi sopra e le rive sugli argini dei fiumi è straordinario, ha un profumo straordinario. E poi mi fa male vedere che c'è dentro di tutto, l'acqua è marcia perché ci buttano dentro di tutto e di più, dagli scarichi dei prodotti agricoli ai sacchetti del concime che non sanno dove mettere e li lanciano nell'acqua, a tanti sacchetti con dentro qualche volta qualche cucciolata che qualcuno non vuol tenere e non vuol farsi carico di sterilizzare il gatto o il cane. E quest'acqua marcia che fa morire tutta la vita che c'è dentro, perché qui vicino a noi c'è il Correggio e nei periodi buoni, poche volte, vedi di quelle conchiglie che non so come si chiamano, quelle di fiume, le vedi vive che fanno appena oscillare l'acqua e sono straordinarie perché hanno un colore magnifico e quest'acqua limpida te le fa vedere. Passi 15-20 giorni dopo, adesso che fa caldo, è tutto morto sul fondo, tutto avariato. L'unica vita che c'è qualche carpa, poveretta, nelle pozze vicino alle anse dove l'acqua è un po' più abbondante, si insacca un po' di più. E i rumeni che le pescano, non so, sono coraggiosi a mangiarseli quelle robe lì. E quindi sì, mi dispiace tanto che non si possa usufruire di queste passeggiate meravigliose senza far strada in macchina, che così risparmiamo carburante e non inquiniamo. E con tutte queste barricate, sta sporcizia, è una cosa che normalmente le persone che abitano qua non possono fruire. Ecco, tutto qua. Allora, tu sai che abbiamo attivato un percorso di democrazia partecipativa nel 2014 che si dovrebbe chiamare Contratto di Fiume Meolo Valle Musestre. L'obiettivo era quello appunto di creare delle sinergie fra enti, istituzioni, enti di governo del territorio, fra associazioni, quindi diciamo così anche ambientaliste, fra categorie produttive, con la finalità di tutelare le componenti ambientali del fiume del territorio. Tu sai che questo percorso di fatto si è interrotto, doveva essere sottoscritto un programma d'azione a marzo 2019 e invece ancora dopo quasi 900 giorni siamo ancora senza conclusione di questo percorso. Tu ritieni che questo avrebbe potuto aiutare alla tutela, ad esempio, del territorio e anche alla tutela delle api, diciamo della vita delle api? Certo, sono convinto che sarebbe servito e potrebbe servire, solo che, come dire, io il contratto di fiume quando è nato l'ho salutato e vissuto con tanta fiducia e entusiasmo. Poi sarà un po' considerazioni politiche, ma filosofiche anche, e mi entusiasmava l'idea del fatto che fosse una manifestazione di democrazia diretta, quindi la partecipazione di tutte le componenti degli interessati, dai pescatori agli ambientalisti e quant'altro. Però quando poi ho visto che comunque passava attraverso le mani della politica, delle amministrazioni comunali o altro, il dubbio che avevo si è manifestato ed ho avuto conferma dal fatto che purtroppo la politica partitica sta in piedi sulle opportunità che chiamano le opportunità politiche, e allora ho detto quando ci entrano dentro i partiti la cosa sicuramente si annacquerà. E allora io sinceramente ufficialmente, da quello che so, sembra che una certa attività pure la stiano rianimando, non so appunto del contratto, sì, dell'aspetto azione formale o burocratico, ma personalmente
all'età di 70 anni ho deciso e sto diventando sempre un po' più politicamente anarchico, nel senso positivo, nel senso, sarà pure utopia, ma quello che io sogno e vedo è la sensibilità, la partecipazione aperta e disinteressata. Purtroppo i partiti hanno un interesse che è strettamente legato al voto, alla partecipazione e quant'altro, e quindi anche il contratto di Fiume, secondo me, ha trovato queste sabbie mobili, e quindi mi auguro che cresca, ma bacchetta magica per cambiare la testa alle persone non esiste. E allora io, per non soffrire, perché sono incapace di vivere le cose che ritengo negative in maniera distaccata, ma mi creano tensione e turbamento, evito anche come evito i telegiornali e gli assembramenti politici, come dire, i talk show politici dove ha ragione chi grida di più. Io invece spengo, mi vado alle mie api, mi leggo un libro, mi siedo là e mi godo il silenzio, le cince allegre, e spero che i fiumi presto, me lo auguro, da semplici scoli d'acqua, da fogne che sono diventate, ritornino in qualche modo a essere un habitat, un ecosistema con una loro vita, con una loro priorità, ecco, insomma, che non sia legata solo agli aspetti economici, ma già i contratti di fiume i consorzi di bonifica, scusa l'errore, si stanno muovendo contro i provvedimenti europei, dove i provvedimenti prevederebbero che i fiumi dovrebbero avere un minimo di acqua garantita per poter garantire la vita ai pesci, alle piante, all'ecosistema. Quindi il concetto di considerare il fiume un ecosistema, un qualcosa di vivo, di complesso, e non semplicemente un corso d'acqua dove pescare e bagnare il mais, che ormai non lo mangiano più neanche le vacche, e quindi ci sono molti aspetti, un mosaico che richiede una crescita di senso civico, di sensibilità che ancora non c'è.